Audio Jungle. È l'11ª giornata del girone B di Serie C2 di calcio 5, ma soprattutto il big match di questo campionato, perché al palazzetto Gozzano della Guizza l'Antenore Sport Padova ospita il Marco Polo, che vuol dire prima contro seconda. Parte in questo momento la sfida con l'Antenore in possesso palla, l'Antenore che sembra in formazione tipo, tra poco andremo a leggere le formazioni. Ancora il pressing con il Marco Polo che deve gestire il pallone nella propria metà campo. Ce la fa in questo momento, attenzione, l'imbucata, il tiro alla rete, incredibile. Ha segnato il Marco Polo con Mattia Callegari alla prima azione, al quinto minuto. Attenzione però alla battuta di questo calcio di punizione, è uno schema a liberare, ancora il tiro e il gol di Callegari che sigla così la sua doppietta. Terribilmente cinico il Marco Polo che dopo 8 minuti si porta sul 2-0. Crepaldi, c'è Rodriguez ancora in campo che viene servito in questo momento, ottimo il tunnel, ancora Rodriguez, la parata del portiere, ma un'altra bellissima azione dell'Antenore. Bertotti può andare con il destro, è una finta, va sul sinistro, trova libero Crepaldi, il tiro è morbido, poi il palo, incredibile. Carraro va lungo e riceve Cinquino, buono lo stop, si fa vedere Bertotti in 2 su Cinquino, riesce a saltarli entrambi e poi colpisce ancora un palo. È il secondo della partita dell'Antenore. Crepaldi è molto libero, potrebbe andare al tiro, si accentra con il destro, va al tiro e la palla finisce fuori. Si esulta, ma infatti aveva dato soltanto l'illusione del gol e invece non è gol, si è risultato qua nelle tribune, non è gol, la palla è terminata sull'esterno della rete, quindi si resta sul 2-0. È stato lo stesso Crepaldi a indicare no alla tribuna che aveva esultato, e anche a noi c'era venuto qualche dubbio, perché attenzione al palo di Crepaldi che adesso allarga le braccia perché è una partita stregata per l'Antenore. Crepaldi si fa vedere Grigio, Crepaldi si ferma, sterza, va sul destro, ancora l'1 contro 1, poi sul sinistro il tiro e colpisce, ancora un palo. Rodriguez, il tiro, palo, incredibile, ancora è il quinto palo per l'Antenore. Attenzione a Rodriguez, che ha spazio, c'è Grigio, poi il tiro, il gol, rete, ha segnato Bertotti al 22esimo, si riapre la partita, si infiamma il Pala Gozzano, 22esimo minuto, il gol di Bertotti è 2-1. Crepaldi, Rodriguez, Bertotti, ancora Rodriguez, Bertotti il tiro, respinge il portiere, ancora Bertotti, incredibile, la palla va fuori. C'è Grigio, il pallone però è per Rodriguez, eccolo Grigio, ancora Rodriguez, Carraro, Grigio, Carraro in mezzo, attenzione, gol, la rete di Carraro che segna quindi il 2-2, complice una deviazione di un avversario, ma al 27esimo trova il 2-2, meritatissimo l'Antenore Sport Padova con Rodriguez, ma fischia in questo momento alla fine l'arbitro. Il risultato di 2-2, un punteggio, questo, un pareggio che permette all'Antenore di conservare il vantaggio in classifica a quota 26 punti, Antenore che resta prima 26 punti, Marco Polo insegue a 24. È stata una partita bellissima.